Benvenuti e benvenute al settimo appuntamento del ciclo di incontri del futuro è sostenibile. In questo incontro parleremo di spreco alimentare. Io sono Giulia Bisson, dottoranda in alimenti e salute umana presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine e ho il piacere di presentarvi gli ospiti di questa sera: il professor Federico Nassivera, ricercatore in economia agraria ed estimo presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, Alice Rinalduzzi e Claudia Bertolin, entrambe business developer di Too Good To Go. Prima di iniziare vi ricordo che se avete delle domande le potete scrivere nella chat e verranno lette alla fine delle presentazioni. Prego professor Nassivera se vuole iniziare. Benissimo, grazie per l'invito. L'invito che è stato fatto appunto per introdurre un argomento che abbiamo dibattuto anche in fase di titolo dell'intervento, che è proprio relativo a, ecco, sto condividendo con voi la presentazione, è relativo proprio a una serie di stimoli che vogliamo trasferire anche dopo anni di ricerca in questo ambito, proprio sulla consapevolezza che voi consumatori attuali del futuro, ma ovviamente tutta l'opinione pubblica che può beneficiare di queste informazioni, ha nel riconoscere l'entità degli sprechi alimentari, tematica molto anche inflazionata possiamo dire, perché ormai se ne parla da non tantissimo, ma molti ne parlano, quindi è giusto che anche il mondo della ricerca contribuisca nel fare un po' di chiarezza su queste tematiche. Questa mezz'oretta che ho a disposizione cercherò in modo sintetico di trasferire quelli che sono stati i risultati di un progetto che ci ha visti coinvolti con unità di ricerca dell'Università di Udine, precisamente con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, presso il quale per un paio d'anni appunto ho lavorato, coordinato dal professor Francesco Marangon, naturalmente professore ben noto a questo uditorio, in quanto delegato per il nostro rettore della sostenibilità e anche parte molto attiva della rete universitaria per la sostenibilità, la RUS, che come coordinatore di questa unità di ricerca appunto abbiamo contribuito con il professor Marangon a approfondire proprio le tematiche legate agli sprechi alimentari, partecipando come unità operativa di ricerca proprio a questo progetto che aveva come titolo Ricerca, Educazione e Comunicazione, un approccio integrato per la prevenzione degli sprechi alimentari. Ovviamente è ben nota l'iniziativa delle Nazioni Unite che dal 25 settembre del 2015 ha proposto questi 17 obiettivi da raggiungere per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile che vede naturalmente un coinvolgimento attivo di ognuno di noi. E lo sforzo che il mondo della ricerca sta facendo è proprio quello di riuscire a dimensionare anche per i cittadini quali sono effettivamente le attività che quotidianamente possono concorrere a ridurre anche il loro impatto, declinato in uno di questi 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, ma naturalmente che li mette in condizione di poter dare poi pragmaticamente anche un contributo a quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030. Questa sera vi parlerò appunto di che tipo di iniziative stanno caratterizzando anche chi si occupa di comunicare come arrivare al raggiungimento di questi goal, soprattutto per quanto riguarda il goal numero 12, che è proprio quello relativo a individuare quali sono le modalità per raggiungere un consumo responsabile e una produzione responsabile che sia sempre meno impattante, no? Dal punto di vista economico, sociale e ambientale, sull'ambiente e quindi su tutto il pianeta. Il goal numero 12 ovviamente dà una serie di indicazioni, o dovrebbe raccogliere una serie di indicazioni proprio orientate alla riduzione degli sprechi. Metto anche adesso la penna evidenziatrice, eccolo qua. E come vi dicevo, naturalmente, prima di parlare di sprechi alimentari, poiché è un tema particolarmente inflazionato in questi ultimi anni, è importante fare un po' di chiarezza su quali sono le definizioni delle parole che a volte vengono utilizzate non in modo così proprio, non in modo così correttamente contestualizzato. Quindi
per iniziare un po' a introdurre la definizione e l'entità degli sprechi alimentari, parliamo appunto di doverose definizioni che devono essere fatte. Si parla quindi di perdite alimentari e di sprechi alimentari. Troviamo letteratura di riferimento molto approfondita che parla ovviamente di food losses e di food waste. Cosa sono le perdite alimentari? Le perdite alimentari sono i prodotti che vengono persi durante le fasi iniziali della filiera agroalimentare, ovvero quelle appunto molto più legate e direttamente imputate nel momento in cui si generano perdite alla produzione agricola, al momento della raccolta, anche alla prima trasformazione, che comportano alla diminuzione di cibo a disposizione. In un secondo step parliamo e definiamo gli sprechi alimentari. Gli sprechi alimentari sono appunto gli alimenti sprecati che appunto generano quello che fino a poco tempo fa era un rifiuto che doveva essere necessariamente alienato, accantonato e di conseguenza sprecato, generati in fase di distribuzione, di vendita e di consumo finale dei beni, fortemente, come vedremo, condizionati dalle abitudini dei consumatori. E qui nasce un po' anche tutto lo sforzo nel mondo della ricerca di identificare quali sono le corrette informazioni per anche condizionare positivamente invece le abitudini dei consumatori. E rincorrendo effettivamente questo flusso abbastanza molto importante, come vedremo in termini di quantità di sprechi, sono nate nel tempo queste definizioni che hanno inteso fare chiarezza su cosa siano appunto perdite alimentari generate nelle prime fasi della catena alimentare, della filiera agroalimentare, e ovviamente sprechi alimentari che invece dal momento in cui entrano nella fase di distribuzione e diventano di scelta del consumatore finale se approvvigionarsi di questi prodotti presso la ristorazione o fare esperienza di prodotto nel consumo domestico, diventano sprechi alimentari a tutti gli effetti. E naturalmente il cibo perso diventa spreco di cibo monitorato da tempo dalla FAO, che ha, usiamo un termine un po' informale, ha sparato numeri importantissimi. 1,3 miliardi di tonnellate all'anno vengono identificate come quantitativo di cibo che viene sprecato e vengono prodotti con cadenze adesso particolarmente regolari, reportistiche legate proprio alla concettualizzazione di quanto sta avvenendo in termini di spreco e che tipo di numeri stanno generando ogni singola nazione, appartenente un po' sia al mondo occidentale sia ai paesi meno avanzati industrialmente. Naturalmente questi primi report stanno identificando proprio nel consumo finale dei paesi occidentalizzati, quindi quelli più industrializzati, un importante contributo alla generazione di spreco alimentare pro capite. E naturalmente tutte queste informazioni stanno continuamente convergendo verso questo ammontare incredibile di spreco alimentare, pari ancora a 1,3 miliardi di tonnellate di cibo. E gli impatti dello spreco, ovviamente, poi il mondo della ricerca si diverte a capire che tipo di incidenza hanno sia dal punto di vista ambientale, in termini di LCA, quindi analisi di ciclo di vita del prodotto e di impatto in termini di cash serra, sia dal punto di vista economico. Allora noi economisti cerchiamo proprio di capire effettivamente che valore ha questo spreco, e dal punto di vista etico-sociale tutti coloro che, anche grazie ad ultime normative in atto, riescono a declinare al meglio questa risorsa, perché effettivamente diventa spreco, ma questo spreco al momento è una risorsa se contestualizzata in ambito etico-sociale, e vedremo effettivamente con che modalità. Addirittura se l'intero spreco alimentare fosse paragonabile ad uno Stato, da stime recenti risulterebbe addirittura il terzo più grande paese in grado di emettere gas serra. Quindi analisi LCA e analisi associate alla modalità di
individuazione di questo tipo di impatto dello spreco alimentare lo definirebbero addirittura come terzo paese al mondo per impatto in termini di emissioni di gas serra, quindi un'entità che non è solamente dal punto di vista economico un'entità notevole, sociale, etico-sociale sicuramente, perché è cibo non erogato fino a poco tempo fa a chi effettivamente ne ha bisogno, ma diventa fortemente impattante anche per le dinamiche di monitoraggio di gas serra. E quindi in termini di climate change, tutte le tematiche che convergono, no, a sottolineare quanto il cambiamento climatico sia adesso altrettanto importante e trasversale rispetto ai 17 standard goals, no, sustainability goals dell'Agenda 2030, come in termini di gas serra emessi effettivamente la quantità dello spreco alimentare è fondamentale. Vengono prodotti costantemente, come vi dicevo prima, dei report che stanno dipingendo, stanno creando anche dei ranking veri e propri tra nazioni, chi effettivamente sta generando più spreco in termini di chili a persona, e questi report effettivamente sono stati prodotti a livello internazionale, spesso e volentieri anche come dati aggregati, ma in Italia c'è lo sforzo anche da parte del CREA, ossia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria, all'interno della reportistica che ogni anno mette a disposizione di coloro che sono interessati a capire che tipo di dinamiche sta subendo anche il comparto agricolo in relazione alle congiunture varie ed eventuali. All'interno di questo report il CREA ha proposto negli ultimi anni anche un focus sullo spreco alimentare, ovviamente con particolare attenzione a quelle che sono, abbiamo definito precedentemente, essere perdite alimentari. E allora questi report danno effettivamente anche un po' il polso della situazione su effettivamente quanto rimane in campo, in termini di prodotti che potrebbero essere invece gestiti diversamente se non ci fossero anche, perché ci sono effettivamente standard qualitativi che impongono magari anche certe scelte degli imprenditori agricoli di lasciare in campo alcuni prodotti. Fatto sta che effettivamente le percentuali sono, come vedete, particolarmente impattanti anche nell'ottica di mercato delle produzioni primarie. E lo spreco alimentare in Italia, come vi dicevo, è oggetto di interesse da diversi osservatori e osservatori anche stimolati dal Ministero stesso a monitorare cosa accade nel nostro territorio nazionale, ma effettivamente c'è ancora un gap informativo e interpretativo del fenomeno che è naturalmente poi stato stimolo per i nostri gruppi di ricerca di approfondire anche metodologie che dessero un quadro più chiaro di ciò che sta accadendo. In questo senso ogni anno, dal 2015 se non sbaglio, sì, è stata indetta la Giornata Nazionale dello Spreco Giornata Nazionale di Prevenzione contro lo spreco alimentare. Siamo arrivati addirittura quest'anno all'8ª giornata e in occasione di una di queste giornate, precisamente alla 6ª, è stato presentato, come vi dicevo, il report finale del progetto di ricerca che ci ha visti coinvolti, con una cordata tra atenei e altre realtà che operano nel sociale, sul territorio, proprio nel declinare il più possibile quali fossero le metodologie più corrette per monitorare gli sprechi alimentari, con un approccio proprio integrato alla prevenzione di questi sprechi. Il progetto appunto ha inteso contribuire fondamentalmente alla prevenzione e alla riduzione degli sprechi a livello nazionale e ha visto come leader del progetto l'Università di Bologna, in particolar modo il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, l'Università della Tuscia, il Politecnico di Milano, noi per il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, come dicevo prima, il professor Marangone e la professoressa Stefania Troiano, e poi l'unità locale sociosanitaria numero 20 di Verona, che ha visto un coinvolgimento dei loro operatori proprio per definire le criticità di certi aspetti che sono stati trattati nel nostro progetto.
Che cosa ha inteso indagare il nostro progetto e le unità di ricerca un po', come avete visto, disseminate sul territorio nazionale? Avevo inteso indagare proprio la generazione di spreco alimentare tra le mura domestiche, la generazione di spreco alimentare nella grande distribuzione organizzata e lo spreco alimentare nella refezione scolastica. C'è stato anche un focus sullo spreco alimentare che era possibile monitorare all'interno dei centri di smistamento dei rifiuti, che però non è stato trattato, diciamo, in questa fase di trasferimento dei risultati, in quanto c'è un gruppo di ricerca che sta ancora, diciamo, perfezionando ulteriormente il flusso di informazioni, che serviva soprattutto per incrociare i dati che emergevano da queste tre, diciamo, macro realtà generatrici di spreco alimentare. E adesso appunto vi racconto che cosa è emerso dal nostro progetto, proprio per fare un po' di chiarezza anche con la metodologia che è stata adottata per misurare lo spreco, attraverso una delle modalità divulgative che abbiamo utilizzato proprio in occasione di altri consessi divulgativi. Allora, adesso vi apro la presentazione seconda, eccola qua, che vedete, giusto? Sì. Perfetto. Allora, ormai abbiamo raggiunto la dimestichezza per utilizzare Teams nella modalità ormai più interattiva possibile. Questo è proprio il report che è stato prodotto, come vi dicevo, in occasione di una delle giornate di prevenzione appunto dello spreco alimentare, e abbiamo presentato appunto innanzitutto delle informazioni legate a come abbiamo misurato lo spreco alimentare domestico. È stata proposta un'indagine presso un campione di famiglie, che erano ben 430 quelle coinvolte, 388 come vedete i diari compilati correttamente, attraverso uno strumento che recentemente nel marzo del 2019 è stato diciamo approvato tra le tante metodologie che la Comunità Europea effettivamente ha ritenuto essere quelle più valide nel misurare correttamente lo spreco alimentare, in questo caso proprio focalizzato nell'individuare qual era l'origine dello spreco domestico. Si trattava di un campione distribuito sul territorio nazionale, con eterogenea ovviamente della città e del paese di provenienza. E che cosa è stato monitorato? Sono state raccolte informazioni su che cosa è stato gettato, la motivazione che ha generato appunto lo spreco, la quantità di quello che è stato gettato e la modalità di smaltimento. Ovviamente anche la tipologia di prodotto, che era naturalmente fortemente condizionante poi la generazione dello spreco stesso. E che cosa è emerso in questo report focalizzato sull'analisi di sprechi domestici? Che addirittura 28 kg all'anno a persona sono appunto la quantità di spreco che può essere riconducibile proprio a un'attività forse anche poco corretta, o meglio un atteggiamento comportamentale poco corretto sia a casa sia in fase di scelta, perché poi vedremo effettivamente che tipo di percentuali, che cosa ha generato effettivamente per questo spreco. E con che entità? Pari a 7,1 kg all'anno di verdura sprecata, 5 kg all'anno praticamente di latte e latticini, 4,5 kg all'anno pro capite ovviamente di frutta e 3,2 kg all'anno di prodotti da forno sprecati pro capite al giorno. Qual è la motivazione principale? Beh, quello che è stato dichiarato da queste 300 famiglie come campione decisamente rappresentativo del contesto italiano è che appunto il cibo è stato allontanato da casa, è stato comunque gettato perché aveva raggiunto tendenzialmente per il 46% dei casi la data di scadenza, o addirittura era andato a male, come si suol dire, nel senso aveva raggiunto un grado di deperibilità che non poteva più essere appetito dalla famiglia stessa. Però addirittura per il 26% il cibo è risultato non gradito, quindi dopo l'acquisto, dopo l'esperienza culinaria, gastronomica, di preparazione in casa, non è stato gradito e quindi per il 26% dell'ammontare è stato proprio allontanato a causa di ciò
di questo tipo di sensazione dopo l'acquisto. Il pasto in cui si spreca di più cibo a livello domestico è risultato essere la cena. Quindi fate le vostre considerazioni in quanto soprattutto vi riconoscete in queste statistiche. Per quello anche il titolo del nostro intervento di stasera proprio era legato a una forma di consapevolezza, quanto riconoscete nello spreco che è stato identificato come parte anche del vostro modus vivendi. Nella grande distribuzione che cosa è emerso? Beh, il campione che è stato monitorato era di 17 punti vendita, 4 ipermercati e 13 supermercati, quindi con superfici commerciali importanti, e i dati raccolti erano relativi a quelle che sono definite essere svalorizzazioni, ossia prodotti che vengono accantonati, pronti per essere, diciamo, allontanati, ma registrati prima di essere allontanati dal punto vendita, quindi era possibile monitorare quella quantità di prodotto. Poi naturalmente dati sui prodotti avviati allo smaltimento e dati sul fatturato per reparto e dati anche sulle donazioni a favore di enti caritatevoli. Che cosa è emerso? La fotografia che è stata possibile scattare ha individuato appunto che negli ipermercati viene sprecato all'anno per metro quadro di superficie 9,5 kg. Nei supermercati addirittura 18,8 kg all'anno per metro quadro. E sembrerebbe quasi che gli ipermercati siano più efficienti, anche se effettivamente, avendo dimensioni molto più grandi, producono quantità veramente notevoli, pari a 40 tonnellate all'anno a negozi, mediamente. E trasferito, declinato ad ogni singolo cittadino italiano, la grande distribuzione produce 2,89 kg all'anno per ciascun abitante, circa un decimo dello spreco domestico. È riconducibile appunto alla gestione, alla logistica, ma anche all'atteggiamento comportamentale nostro, che decliniamo quando andiamo a fare la spesa in superfici commerciali di queste dimensioni. Altro focus importante è stato quello relativo al monitoraggio di quello che accade all'interno della refezione scolastica. Refezione scolastica delle scuole primarie in questo caso, proprio per monitorare come si comportano i piccoli consumatori del futuro, bambini appunto delle scuole elementari, le scuole primarie sono appunto le scuole elementari. Il campione di plessi che abbiamo monitorato era costituito da 78 scuole, 35 ubicate in Emilia Romagna, 25 in Lazio e 18 in Friuli Venezia Giulia. Hanno partecipato all'esperimento 11.518 persone e abbiamo monitorato ben 109.000 pasti. Che cosa è emerso da questo monitoraggio? Beh, innanzitutto abbiamo raccolto queste informazioni in 2 settimane, la nostra unità di ricerca era proprio coinvolta nel monitoraggio dei 18 plessi della nostra regione e abbiamo appunto monitorato quanto cibo non consumato durante il pasto veniva appunto generato, misurandolo ovviamente, quindi gli avanzi nei piatti, le 5 pietanze che caratterizzavano effettivamente anche la forma di raccolta post pasto, il cibo intatto lasciato al refettorio e il cibo intatto portato in classe, con una modalità particolare che effettivamente è stata efficace nel isolare, misurare e pesare effettivamente quanto veniva generato in termini di spreco. Quali sono i risultati principali? Beh, innanzitutto è stato particolarmente interessante rilevare che la quantità di cibo preparato pro capite per i bambini delle scuole elementari, quindi delle scuole primarie, è pari mediamente a livello nazionale a 534 grammi pro capite. E di questi 534 grammi a pasto, quanto viene sprecato? Circa il 22,1% a livello nazionale. In regione devo dirvi che siamo stati, almeno le scuole monitorate, erano risultate leggermente più virtuose rispetto alla media nazionale, però insomma poco si discostavano dai 90 grammi pro capite e il cibo intatto lasciato in refettorio pari a 30 grammi pro capite. Disaggregando poi il dato addirittura è emerso che il 21% di ciò che era sprecato era riconducibile ai primi piatti, quindi alla pasta, al riso, a quello che era stato classificato e categorizzato come proveniente dal primo piatto. Il 27% del secondo, quindi tutta la parte proteica, ecco, possiamo dire,
il 30% ovviamente della frutta e della verdura, perché si sa che i bambini tendenzialmente sono pietanze che risultano meno appetite. Le motivazioni principali sono state sicuramente riconducibili alla presenza o meno di una cucina interna, poiché ormai diventa come dire, una soluzione che molte amministrazioni comunali stanno adottando, quella di rivolgersi verso la società di ristorazione collettiva che hanno cucine centralizzate ed erogano poi i pasti da cucina centralizzata alle scuole. Sembrerebbe che la cucina interna abbia garantito una riduzione in diversi plessi dello spreco rispetto alle cucine centralizzate esterne, da ditte esterne di conseguenza. Ovviamente la distanza dal della cucina esterna era tanto condizionante anche alla generazione di spreco, e poi naturalmente il menù invernale è stato quello fondamentalmente meno appetito dai bambini monitorati, e ovviamente nel momento in cui c'era un'azienda che erogava i pasti, le ditte di ristorazione hanno effettivamente anche come dire, manifestato forse gradi di qualità del servizio erogato diverse da azienda ad azienda. E quindi questo che cosa ha portato? Ha portato a dare un focus abbastanza chiaro e definito per modalità anche di raccolta del dato attendibile, con metodologie che, come vi dicevo, sono state recentemente validate a livello comunitario e stanno adesso concorrendo a identificare, a creare e a fondamentalmente trasferire queste informazioni, soprattutto per quanto riguarda la necessità di creare consapevolezza, in quanto anche lo spreco alimentare è generato da atteggiamenti comportamentali non corretti, soprattutto nella scelta spesso e volentieri di ciò che si va a comprare al supermercato. E diciamo, quasi concludendo il mio intervento, volevo appunto dire che dall'anno scorso, da settembre 2020, è stata indetta la giornata internazionale di consapevolezza dello spreco alimentare, soprattutto orientata alla riduzione dello spreco, e c'è il professor Segre, appunto, che è un economista agrario come noi, che era il leader di progetto Reduce, che sta contribuendo a livello comunitario proprio alla sensibilizzazione di queste tematiche, tanto da addirittura proporre qualche stimolo anche, come dire, provocatorio, proponendo appunto un recovery food per ridurre lo spreco alimentare, con una serie di iniziative che proprio tendano a incentivare e sostenere anche per gli esercenti tutte quelle iniziative alla riduzione dello spreco. Ovviamente, se nel 2050 le proiezioni stanno definendo un panorama di 10 miliardi di esseri umani che abiteranno la Terra, e la produzione agricola dovrà aumentare sicuramente almeno del 70% per garantire la necessità di approvvigionamento per 10 miliardi di persone, continueremo a buttare via quasi un terzo di ciò che stiamo producendo. Quindi l'atteggiamento comportamentale nostro deve essere tale da utilizzare ogni iniziativa che ci viene proposta proprio per ridurre l'impatto in termini di spreco generato e rispettare il primo comandamento, che dovrebbe essere proprio non sprecare. E in questo senso è stato anche proposto un esperimento in un comune della nostra regione, il comune di Capriva del Friuli, dove abbiamo declinato uno degli strumenti che è stato anche proposto come output del progetto Reduce, che sono i Waste Notes, un piccolo diario che ognuno di noi potrebbe scaricare gratuitamente dal sito di cui adesso vi darò un riferimento, che ci permetterebbe settimanalmente di monitorare quanto stiamo sprecando effettivamente nelle nostre mura domestiche, cercando di fare un report vero e proprio per identificare anche una serie di atteggiamenti che potrebbero essere anche virtuosi nel momento in cui andiamo a ridurre fortemente lo spreco che generiamo nelle nostre mura domestiche. E eccolo qua, questo è il link al sito, link nel quale troverete anche tutte le informazioni sul progetto Reduce, che è curato dai nostri colleghi dell'Università di Bologna,
e troverete anche qui tutta una serie di reportistica legata a iniziative recenti che sono state fatte proprio come emanazione del nostro progetto Reduce e una serie anche di iniziative che stanno caratterizzando anche l'opinione pubblica con testate giornalistiche che stanno facendo appunto con anche iniziative come queste una serie di iniziative all'educazione comportamentale, alla riduzione dello spreco. Vi lascio appunto con questi stimoli e... Prego? Mi scusi, non so gli altri, ma io non riesco a vedere più la presentazione. Oh, caspita. Scusate. Adesso la vedete? Perché a me purtroppo Teams spesso e volentieri fa... E ora la vediamo. Ecco, quindi siamo arrivati qui. Questa slide l'avete vista? Sì, questa l'abbiamo vista. Quindi Teams è partito un attimino, ecco, forse questa vi è mancata. Sì. Ecco, perfetto, quindi vi stavo dicendo che in occasione di una delle giornate del Festival dell'Adulto Sostenibile organizzato dall'ASVIS abbiamo organizzato una serata presso il comune di Capriva, comune che è stato diciamo oggetto dell'interesse di ricerca nostro, perché abbiamo declinato questo strumento Waste Note, che troverete appunto scaricabile gratuitamente dal sito Spreco Zero, che ha permesso di monitorare come si comportano effettivamente i cittadini del comune di Capriva. Il professor Marangon e la professoressa Troiano hanno in questa occasione portato proprio una serie di informazioni legate a ciò che era possibile raccogliere con questo strumento, ma nell'ottica soprattutto di sensibilizzazione della comunità di Capriva del Friuli, che hanno poi avuto trasferimento in questa occasione dei risultati per capire quanto si stessero discostando dalle statistiche nazionali. Quindi vi consiglio vivamente anche voi di scaricare questo diario dello spreco, molto diciamo, interattivo, molto anche stimolante per i consigli che il diario stesso poi vi proporrà, per proprio ottenere una serie di informazioni che dovrebbero portare tutti noi a convergere verso un atteggiamento comportamentale assolutamente positivo e attento a ridurre proprio lo spreco alimentare. Come vi dicevo, questo invece ecco, è il link, adesso lo vedete, no? Sì, perché vedo che il video è contornato dalla cornice rossa. Ecco, quindi questo è il link al sito Spreco Zero, al cui interno c'è proprio tutto l'overview sul progetto Reduce. Per qualsiasi cosa contattatemi pure via mail o appunto mi trovate sulla piattaforma Teams come docente del Dipartimento di Scienze Alimentari e Ambientali Animali, e se non ci sono domande o curiosità, perché purtroppo il tempo per me è terminato, vi ringrazio per l'attenzione e sono libero e aspetto da voi eventualmente altri stimoli curiosi e lascio la parola alle amiche dell'iniziativa, di una delle tante iniziative che dovreste appunto adottare per contribuire in modo virtuoso alla riduzione dello spreco alimentare. Grazie. Grazie a lei professore per l'interessante intervento, che spero possa darci uno spunto per riflettere un po' di più sui nostri comportamenti quando si tratta di spreco alimentare. E passo ora la parola ad Alice e a Claudia. Buonasera, un po' strano presentare senza vederci. Sono Alice. Buonasera. Claudia. Grazie a tutti. Siamo entrambe business developer per Too Good To Go. Non so quanti di voi lo conoscono, se vi va interagite in chat, dopo leggiamo, ci dice Giulia. E innanzitutto grazie mille per l'invito, siamo molto felici di essere qui. Allora, riprendo qualcosa dell'intervento del professor Nassivera, che trovo anch'io molto interessante. Prima di lavorare per Too Good To Go, sinceramente non avevo personalmente la misura dei numeri dello spreco alimentare. Nei primi tempi ero molto scossa perché non mi aspettavo sinceramente fossero così grandi. Questi sono dei numeri che abbiamo già visto prima nella presentazione del professore.
E abbiamo in parte già detto, non ripeto troppo, che lo spreco alimentare non è un problema appunto solo che riguarda solo lo spreco di cibo, ma è un problema che riguarda l'ambiente, è un problema sociale ed è un problema anche economico. Sono delle grossissime perdite economiche per tutti i paesi e anche per i nuclei familiari, come dicevamo prima. E faccio vedere un breve video, magari stacchiamo un po'. Ok. Oh, my sweet baby, you mean everything to me. I love you. Can we get strawberries? No, honey. Please? Okay. Ok, brevissimo video un po' scemo anche per farvi, insomma, per capire il fatto che quando sprechiamo un cibo, specialmente tra le mura domestiche, sprechiamo anche tutto il percorso che l'ha portato sulle nostre tavole e quindi le risorse impiegate per produrlo. Anche su questo magari vi daremo degli spunti per approfondire, ma sono dei numeri enormi. Ho anche un altro video carino che per esempio racconta quanta acqua viene utilizzata in un hamburger e non avete idea di che numeri stiamo parlando. Mi sento di porvi quindi delle domande, non dovete darmi una risposta, poi se vi va in realtà sì, fa piacere poi saperlo, però è semplicemente una riflessione che personalmente ha cambiato molto le mie abitudini, anche soltanto pormi queste domande, cioè quando è stata l'ultima volta che effettivamente mi è capitato di buttare qualcosa, non succede niente, insomma non è un peccato mortale, cioè, sì lo è, però insomma può succedere che questo accada, porsi la domanda aiuta a cercare di evitare che questo succeda. E quindi anche che tipo di cibo vi capita di buttare più spesso, chiediamoci anche perché, come era prima nella ricerca del professore, e se comprereste anche del cibo che è brutto, cioè quando andiamo a vedere frutta e verdura e ci sono delle cose magari rovinate, e se fate la lista della spesa in base a quello che veramente vi serve, cioè se andate muniti di una lista oppure se fate la spesa un po' a caso. Sono domande che sembrano magari banali, però possono fare la differenza. E il dato inquietante che ha già presentato il professore, questo io per esempio non lo sapevo all'inizio del mio percorso in Too Good To Go, è proprio che in realtà lo spreco maggiore avviene proprio all'interno delle mura domestiche, quindi non tanto nella parte di produzione, ma proprio quando arriva alla fine, dopo tutto il viaggio della fragola, sulle nostre tavole. Questa è una parte inquietante, dall'altra per me è una grossa speranza, cioè significa che noi su un tema come questo, così grande, abbiamo un grosso impatto e quindi un grande potere di cambiare le cose. Questi sono un po' gli sprechi che ci sono stati in Italia. Forse lo sapevate già, insomma, durante il lockdown c'è stata una fase in cui le persone erano molto più sensibili, forse anche voi, a queste tematiche, quindi per fortuna nel 2020, come vedete, c'è stata una riduzione dello spreco, ovviamente non è ancora abbastanza, se vedete i numeri, quel tonnellato ogni volta è un colpo al cuore, quindi siamo ancora veramente tanto indietro e come era anche prima emerso dalla presentazione precedente, sprechiamo tantissima frutta e verdura, ma anche pane, vedevo nella presentazione di prima anche molti latticini.
e nella maggior parte dei casi sono di nuovo cose su cui abbiamo un grosso potere di cambiare le cose, quindi magari è perché facciamo male la spesa o conserviamo male gli alimenti. Passo la parola a Claudia, poi ritorno per le conclusioni. Se c'è ancora qualcuno, perché Sì. non vedo nessuno. Dimmi quando cambiare. Ok, va bene, allora parlo io e tu mi passi le slide, perfetto, Sì. benissimo. Ok, allora sì, adesso iniziamo magari a parlare dei numeri. Comunque Alice già vi ha un po' introdotto la grandissima quantità di cibo, no, che iniziamo a sprecare, e quindi Too Good To Go cosa fa? Sta cercando di combattere questo grosso problema che affligge ormai da sempre forse il nostro pianeta, tramite questa applicazione. Una cosa semplicissima, una cosa fruibile da tutti. E quindi dove nasce intanto? Nasce nel 2016 in Danimarca. Ovviamente i paesi del nord sono sempre più avanti e lungimiranti, ecco. Quindi circa 5 anni fa nasce in Danimarca, ormai si è espanso insomma in tutta Europa e da poco anche in America. Da noi nel 2019, quindi 2 anni insomma abbiamo fatto il compleanno insomma a marzo di quest'anno, dei 2 anni, e appunto comunque in tutta Europa stiamo veramente ci stiamo espandendo a macchia d'olio, ecco. Se vuoi andare avanti Alice, intanto così. Ok, ecco, questi sono un po' i nostri numeri, sia in termini globali che in Italia, insomma, quindi potete da soli insomma, vedere la grande quantità e fantastici risultati che stiamo avendo, insomma. Poi i dati in realtà sono sempre in evoluzione, quindi anche questi, anche se sono aggiornati a 2 mesi fa nemmeno, sono sicuramente già più alti. Come per esempio il nostro obiettivo comunque anche in Italia, vedete gli utenti dell'applicazione che sono 2,5 milioni, il nostro obiettivo è comunque raddoppiarli a fine anno, e già adesso siamo sui quasi 3 milioni, quindi insomma stiamo avendo veramente una crescita esponenziale, quindi anche presenti in 15 paesi in tutto il mondo, in Italia oltre 40 città principali lanciate intendiamo proprio le città dove ci concentriamo e cerchiamo di spingere il più possibile, così che poi parta dalla città e poi si espande insomma anche in periferia, in tutti gli altri paesi insomma limitrofi. Vai poi avanti Alice. Quindi è una soluzione semplice perché vuole sconfiggere un tema così grande, così complesso tramite un'applicazione, quindi una via più semplice possibile, fruibile un po' da tutti, quindi dall'adulto al ragazzo. Quindi insomma mettiamo in contatto quindi i commerciali, possono essere di qualsiasi tipo e segmenti, insomma, quindi andiamo dal bar, ristorante, gastronomia, frutta e verdura, che abbiano appunto dello spreco alimentare, dell'invenduto alimentare, anche il banale bar che può avere la brioche o il tramezzino che rimane sul banco perché non riesce a venderlo durante il giorno. Può proporlo ai clienti di zona tramite le nostre Magic Box. Magic Box sono dei pacchetti, banalmente, Magic perché il cliente finale non sa cosa andrà a trovarsi al suo interno, perché è un po' una sorpresa, perché il locale va a mettere al suo interno quello che vuole lui, quello che ha in avanzo, non deve nemmeno specificare che cosa ripone all'interno della Magic Box, anche perché sennò diventerebbe quasi un lavoro in più per il locale stesso, quindi insomma noi vogliamo aiutare, non fare, insomma, sì, impiegarli in lavori ulteriori, e quindi insomma vogliamo essere un aiuto e niente di più. Quindi insomma questi pacchetti che sono già prestabiliti, un locale può aderire scegliendo una Magic Box, se piccola, media o grande, dipende un po' da quanto invenduto ha di media il locale stesso, per poi rivendere quel pacchetto a 1/3 del prezzo reale di vendita. Quindi insomma i clienti possono acquistarla
a un prezzo ridotto, possono acquistare quindi sempre prodotti buoni, che il locale però purtroppo andrebbe a sprecare, tra virgolette, o portarli a casa dai familiari, come tantissime volte ci dicono, insomma. E in più il locale può metterlo la Magic Box nell'orario che preferisce lui. Quindi insomma è un sistema, come si vede anche da questa slide, diciamo sempre win-win-win, perché vincono un po' tutti. Quindi vince l'utente che acquista un prodotto buono a un prezzo veramente ridotto, conoscendo anche locali nuovi, perché tantissimi clienti comunque conoscono locali nuovi tramite Too Good To Go, aiutiamo l'ambiente, quindi riducendo gli sprechi, chiaramente salvando una Magic Box salvi un pasto, quindi salvi CO2, quindi è tutto un aiuto anche più generico, anche tramite un piccolissimo gesto, e aiutiamo e vincono anche gli store, vincono anche i locali che possono appunto ridurre gli sprechi vendendo le loro Magic Box, aggiungendo nuovi clienti, facendo conoscere il proprio locale, farlo vedere come un locale attento al tema e attento allo spreco alimentare, e anche insomma avere quel ritorno piccolo, anche se piccolo, economico, di comunque tutti quei prodotti che andrebbero per loro a zero e buttati via. Quindi insomma vincono un po' tutti i fronti. Ecco, ok, eccoci qua. E quindi niente, per riprendere un po' la storia, insomma, salvare un pasto è salvare appunto una Magic Box, quindi ogni utente che compra una Magic Box lo ringraziamo facendogli capire che ha salvato un pasto, che ha fatto sì, che ha evitato che vengano buttati via risorse del pianeta per tutta la filiera, insomma, che abbiamo visto prima anche dal video che ci ha fatto vedere Alice, e quindi evitare sempre di più emissioni di gas con l'effetto serra. Quindi insomma è tutto un ringraziamento che facciamo sia da parte al cliente sia al locale, che tramite una semplicissima Magic Box ha comunque contribuito a questo grande problema, insomma. Alice, ok, quindi sì, sviluppo sostenibile, insomma riprendevo un po' sempre il tema di prima, quindi comunque tramite questi piccoli gesti, tramite questa applicazione che potrebbe essere una cosa veramente banale e semplice, però insomma va incontro a un grande problema e siamo contenti di farne parte e svilupparla il più possibile, ecco, sul nostro territorio. Per esempio, ecco, quindi su Udine io personalmente appunto mi sono occupata anche del lancio di Udine, lancio che è stato fatto a dicembre dell'anno scorso, e Udine e tutto il territorio del Friuli hanno risposto veramente molto bene, e quindi già in Friuli siamo sui 200 e passa store attivi, store che hanno aderito alla nostra iniziativa, solamente Udine ha 80 store e passa attivi su Too Good To Go, e continuano a crescere, continuiamo ad avere richieste, è un territorio che va veramente molto bene, sia in termini di store che vogliono aderire, sia in termini di box salvate, quindi vedete circa 8 box su 10 al giorno vengono sempre vendute, quindi salvate, e quindi insomma è un territorio con molto potenziale, ecco, quindi siamo soddisfatti del nostro operato, ecco. La mia foto in alto, bellissima. Va bene, lì ci ho fatto. Allora, come avevo detto, riprendo per questa parte conclusiva, che durerà poco, ma vorrei che prima di tutto vi lasciassi qualcosa su cui riflettere. Una delle cose che mi piace di più di Too Good To Go è che non solo ha trovato un'idea semplice ad un problema molto complesso, ma non è soltanto un servizio, quindi non ha inventato soltanto un'applicazione che poi è la colonna centrale che vedete in questa immagine, che è il marketplace, quindi noi offriamo un servizio che, come diceva Claudia, mette in contatto delle persone normali che utilizzano il servizio e i negozianti che vendono generi alimentari. Non fa solo questo, perché in realtà quello che vuole, che ha come obiettivo Too Good To Go è prima di tutto diciamo, creare un pianeta senza spreco alimentare. Per fare questo è un'ambizione ovviamente enorme, c'è bisogno della partecipazione di tutti, quindi prima di tutto Too Good To Go è un movimento, è una rete che vuole appunto ispirare tutti a prenderne parte.
perché ci rendiamo conto, senza che ve lo dico io, che risolvere un problema come lo spreco alimentare o anche più in generale combattere il cambiamento climatico non si può fare da soli. La cosa secondo me più efficace di Too Good To Go è che ha messo insieme tutti, quindi dal appunto consumatore finale alla grande distribuzione, perché questo è un problema che va risolto tutti insieme. D'altro canto tutti possono avere una piccola parte, quindi grandi cambiamenti possono avvenire tramite delle piccole azioni quotidiane. Questo in realtà a me personalmente, non so a voi, poi magari commentate dopo, rasserena molto, cioè a volte quando penso al cambiamento climatico mi sento frustrata, diciamo è possibile risolverlo combattendo prima di tutto lo spreco alimentare, che ha un impatto gigantesco sul cambiamento climatico, più di quello appunto che magari si pensa. Per cui Too Good To Go vuole creare un movimento che coinvolge tutti, come vedete le scuole, l'ambiente domestico, le aziende e anche le istituzioni. In alcuni casi, in alcune nazioni dove Too Good To Go esiste da più tempo, hanno fatto anche delle battaglie, ad esempio, per cambiare le etichette delle scadenze sui prodotti, che sembrerà una cosa, anche questa magari piccola, in realtà è gigantesca, perché tantissimo, ad esempio, dello spreco avviene proprio perché non si sanno leggere bene le etichette che sono sui prodotti che indicano le scadenze. Quindi c'è sia un impatto diretto, che sicuramente è quello che diciamo prima, di salvare una magic box che equivale a un tot di CO2 equivalente, quindi di tutto lo spreco che c'è durante la filiera, sia indiretto, perché comunque già solo parlandone, e mi auguro che questa presentazione vi faccia venire anche la voglia di parlarne con qualcuno, perché ci riguarda penso tutte e tutti, anche solo parlarne crea sicuramente a lungo termine un cambiamento. Come diceva prima il professore, questo voleva essere, diciamo, un intervento che aumenta la vostra consapevolezza, quindi la mia domanda che ripropongo come prima è voi riconoscete innanzitutto i vostri sprechi, quindi prima di oggi avevate già questa consapevolezza oppure no, oppure questo vi ha aiutato ad averne? E che cosa si può fare, almeno per quanto riguarda lo spreco alimentare? Poi ci sarebbero tantissimi altri argomenti da aprire, ma non è questo il luogo. Piccoli consigli, cose che potete fare tutti i giorni. Pianificate la spesa. Voglio dire, immaginate una dieta settimanale. Lo so che a volte dici che non è che sto sempre a pensare che voglio mangiare durante la settimana, però già fare una spesa e non andare al supermercato a comprare tutto magari può aiutare a ridurre gli sprechi. Imparare a leggere le date di scadenza, nel senso che c'è una grande differenza tra consumare entro, ad esempio, e consumare preferibilmente entro. Sono due cose molto diverse. La prima è più categorica, la seconda meno. Ci sono tanti trucchetti, c'è quello dell'uovo nell'acqua che bolle, c'è odorare un prodotto per sentire se è cattivo o no, non usare quindi solo la vista, ad esempio per quello prima si parlava dei cibi brutti, quindi evitare di buttare solo perché c'è scritto appunto magari preferibilmente, ma quella cosa probabilmente è ancora buona. Conservare gli alimenti nel modo giusto, quindi anche lì informarsi su come conservare al meglio i prodotti che abbiamo a casa. Non spaventarci se un prodotto è brutto, probabilmente anche buono. Non so se stanno solo a Roma i biscotti che si chiamano brutti ma buoni, a volte l'apparenza inganna. Avete mai provato ad aprire una banana che fuori sembra distrutta, invece poi dentro è ancora buona? E utilizzate la tecnologia. Non esistiamo solo noi, Too Good To Go è l'app, diciamo, al momento numero 1 sul mercato, sicuramente funziona molto bene, siamo molto capillari. Come diceva prima Claudia, anche da voi si sta espandendo molto, quindi diciamo è un'idea anche simpatica per ridurre lo spreco alimentare, ma sicuramente non esistiamo solo noi, esistono tantissimi canali dove ci si può informare ma anche agire, quindi questo è un po' un invito a informarvi. Grazie Alice e grazie Claudia. Grazie per i mille. nostri interventi. Ora passerei alle domande. Allora, Tiziana domanda: qual è il contributo che le amministrazioni comunali e gli altri enti pubblici possono dare alla lotta allo spreco? Per anni ho cercato di poter destinare il cibo sprecato alla mensa scolastica comunale, ad enti ed associazioni che gestiscono mense per i poveri, ma mi veniva risposto che non si poteva fare per motivi sanitari. Io sono utente di Too Good To Go da circa 9 mesi. Questa domanda la rivolgerei al professor Nassivera. Beh, diciamo che recentemente, ossia dal settembre 2016, è passata proprio la legge Gadda
legge 166 del 2016 che ha permesso e permette effettivamente a tutti gli esercenti di cedere, donare effettivamente le eccedenze, rispettando ovviamente certe, diciamo, modalità di conservazione dell'eccedenza, perché deve essere garantita effettivamente anche la salubrità del prodotto. Non per niente nel nostro progetto era stata coinvolta l'unità sanitaria locale di Verona, che stavano proprio perfezionando una serie di riferimenti e di linee guida proprio per la conservazione e la gestione dell'eccedenza, no, dopo dell'eccedenza alimentare, su come dovesse essere conservata e trasferita anche nella logistica da il momento in cui si genera lo spreco, l'eccedenza, fino al raggiungimento dell'ente caritatevole che poi si occuperà della somministrazione dell'eccedenza. Quindi ci si può rivolgere effettivamente adesso innanzitutto a approfondire eventualmente queste modalità di erogazione dell'eccedenza, ricorrendo sicuramente alla legge 166 del 2016 chiamata legge Garda. Quindi c'è tutto un supporto adesso normativo che permette, rispettando appunto anche la salubrità e il trasferimento del prodotto, di poter conferire a chi è bisognoso, a chi effettivamente anche nel sociale opera, le eccedenze che vengono poi garantite. Ci sono diverse realtà, sia della ristorazione sia della grande distribuzione, che stanno aderendo in modo massiccio e ricorrono anche in modo massiccio alla legge Gadda. Un esempio anche della nostra zona è proprio il gruppo Aspia, che senza fare troppo pubblicità, però è effettivamente una realtà della grande distribuzione molto attiva in questo senso, e ci ha addirittura coinvolti proprio con l'onorevole Gadda ad un evento in cui veniva anticipato l'opportunità di ricorrere a questa normativa, a questo decreto legislativo, e in quell'occasione abbiamo trasferito i primi risultati del progetto Reduce, e con l'onorevole stessa abbiamo effettivamente poi potuto declinare quali fossero le modalità a disposizione di chi può gestire delle eccedenze. Quindi ci sono adesso tutto un impianto normativo a disposizione di chi vuole far parte effettivamente di questo approccio molto virtuoso nell'ottimizzare le risorse. Grazie per la risposta. Abbiamo un'altra domanda da Massimo, che chiede: potrebbe avere senso ridurre le porzioni di cibo confezionato nella grande distribuzione? Fare pressione all'industria alimentare per una proposta più snella delle porzioni nelle vaschette, sacchetti, eccetera. È realistico o non sarebbe comunque una soluzione? Qui non so chi vorrebbe iniziare a rispondere. Vi posso portare un po' di informazioni dalla grande distribuzione. Effettivamente la grande distribuzione stessa si sta orientando verso questo tipo di dimensionamento anche del packaging, no? Perché ormai l'Istat ci racconta che le famiglie, anche in termini di nuclei, purtroppo stanno riducendo il numero di membri, no? Quindi tante famiglie fatte anche da un solo membro, no? Quindi tanti single fondamentalmente, e di conseguenza, anche se vedete il packaging che c'è all'interno della distribuzione organizzata, spesso e volentieri propone anche le monoporzioni. È anche vero che noi consumatori siamo portati anche a esprimere un giudizio con l'acquisto. L'acquisto è anche un voto vero e proprio, cioè nel senso noi diamo indicazioni a chi fa poi monitoraggio dei volumi, dei fatturati nei punti vendita, e lo fanno in modo molto molto puntuale. Poco tempo fa ero proprio a parlare con il mega presidente di un gruppo della grande distribuzione organizzata, e mi stava confermando che stanno riscontrando un cambiamento delle abitudini dei consumatori italiani proprio nel ricorrere più facilmente a porzioni diciamo più contenute. Quindi c'è questo tipo di sensibilità, probabilmente stanno facendo anche magari effettivamente delle valutazioni sull'incidenza che il packaging ha poi per chilo di prodotto. Il consumatore può esprimere con l'associazione di categoria sicuramente una serie di perplessità che poi verranno recepite o meno dall'industria. Va bene, la ringrazio. E Veronica ha una curiosità. Si è rilevata qualche differenza nella quantità di spreco alimentare in base alla zona geografica, o in media lo spreco è simile in tutta Italia? Diciamo che esiste una realtà di monitoraggio
dello spreco e del rifiuto, ma soprattutto dello spreco alimentare, che è generata da Waste Watcher. Waste Watcher è un osservatorio che l'Università di Bologna, il professor Segre, ha attivato ancora diversi anni fa e produce spesso dei report, diciamo annualmente sicuramente, poi per esigenze magari anche di trasferimento delle informazioni, anche con cadenze più brevi. E se non sbaglio c'è un report che girava recentemente, posso condividerlo velocemente, eccolo qua, che fa proprio un overview sullo spreco alimentare a fronte di uno studio appunto commissionato da Waste Watcher a naturalmente il colosso Ipsos. E come vedete sembrerebbe che nel 2020 rispetto alla media nazionale, no, di 529 grammi pro capite, no, al giorno, al nord si sprechi un po' di meno rispetto alla media nazionale e al sud un po' di più. E ovviamente si vedono appunto questi dati percentuali che fanno riferimento anche a un disaggregato, no, del dato che va a scendere puntualmente anche a fronte appunto dell'attendibilità anche del dato raccolto su quanto concorre la frutta o la verdura rispetto alla percentuale di cibo sprecato, no? Quindi c'è una mappatura anche dello spreco alimentare in Italia che con, diciamo, delle piccole differenze comunque vede al momento il nord come un'attenzione superiore, a forse un atteggiamento anche comportamentale nei confronti dell'acquisto più attento rispetto al sud. Sono dati che ogni anno vengono testati. È vero che anche ultime informazioni, ne approfitto anche per comunicarvele, hanno sottolineato una riduzione dello spreco alimentare nell'ultimo anno di un ben 25% rispetto all'anno precedente. Quindi il momento Covid, la congiuntura Covid, ha portato effettivamente a livello nazionale un'attenzione superiore allo spreco generato. E quindi risulta, anche recentemente avete sentito, che l'Italia è la nazione che sembra più virtuosa, soprattutto nel riciclo del rifiuto, quindi diciamo, ciò che viene allontanato di materiale plastico, e sta emergendo anche come particolarmente virtuosa nella riduzione dello spreco alimentare, proprio forse anche grazie a attività di comunicazione e sensibilizzazione come quella di stasera. Abbiamo un'altra domanda da Chiara, che ci chiede: buonasera, l'incontro di questa sera è davvero interessante e fa riflettere molto. Io avrei una domanda per il professor Nassivera. È stata realizzata un'indagine riguardante lo spreco alimentare anche nelle mense frequentate dagli studenti dell'Università di Udine? La risposta è sì. Abbiamo fatto un monitoraggio di un caso studio di una delle mense a disposizione degli studenti dell'Università di Udine, non tanto per misurare quanto viene sprecato, ma più che altro per indagare l'atteggiamento comportamentale dello studente nel momento in cui si trova di fronte a una tipologia di servizio erogato in una delle mense. Adesso non voglio scendere nei dettagli, abbiamo anche pubblicato i risultati di questo studio su una delle iniziative editoriali chiamato Atlante del Cibo. Lo trovate online gratuitamente, e questo focus proprio sugli sprechi alimentari aveva inteso indagare effettivamente l'atteggiamento comportamentale degli studenti di fronte alla scelta che facevano quando andavano a beneficiare di un prezzo particolarmente contenuto, no? Per poi, non dico abbuffarsi, ma comunque approfittare anche di un oversize, no, delle porzioni che la mensa a volte dà a disposizione. Abbiamo riscontrato un atteggiamento sicuramente responsabile degli studenti, che sono orientati nel momento in cui ricevono la corretta informazione a controllare il proprio atteggiamento comportamentale, soprattutto quando a fine pasto decidono non di gettare, ma utilizzare ad esempio la famosa family bag, no? E quindi portare a casa ciò che effettivamente avanzerebbe. Atteggiamento comportamentale che fino a poco tempo fa in Italia non apparteneva al cittadino medio, perché forse per un retaggio culturale, per la paura di essere magari, come dire, giudicati, non apparteneva, era più del mondo anglosassone sicuramente storicamente. Adesso con attività di sensibilizzazione come queste, di educazione del consumatore,
ma soprattutto dei ristoratori che mettono a disposizione, no, i contenitori per poi portare a casa le eccellenze. C'è una ripresa forte di questo tipo di iniziativa, quindi questo modus operandi, no, diventa sicuramente risultato di una forma mentis che sta cambiando positivamente, fortunatamente. Ok, grazie. Ora ho una domanda per Alice e Claudia. Massimo chiede, allora, Too Good To Go è davvero una bellissima realtà. Immagino, visto il periodo che stiamo vivendo e con i ristoranti chiusi, abbiate raccolto meno di quanto ci si aspettasse, nonostante i già ottimi risultati. C'è la speranza che con le riaperture vengano coinvolti sempre più ristoranti anche nei piccoli comuni? Parto io, Alice, se vuoi. Vai, vai. Allora, no, in realtà, infatti, ogni mese è un po' una scommessa per noi, perché ovviamente zone rosse, arancioni, gialle, viola, però insomma eravamo sempre un po' spaventati anche nel comunque pure contattare i locali, perché ovviamente vivendo un periodo molto difficile a volte è quasi complicato anche parlarci e offrire anche la nostra realtà, perché la vedono magari di primo acchito come ti voglio vendere qualcosa, ecco. Invece offriamo una soluzione, offriamo un servizio, offriamo un'alternativa, ecco, che risulta sempre valida. In realtà col Covid avevamo appunto paura che ci fossero un sacco di nodi, un sacco di porte chiuse. E chiaramente ci sono locali come per esempio tanti bar che chiaramente essendo chiusi hanno sicuramente altro magari a cui pensare che anche a alternative, a nuovi progetti, quindi sicuramente ci sono stati delle risposte diverse, almeno nel mio territorio, poi magari anche Alice insomma ci dirà la sua a Roma, almeno io in Veneto e in Friuli sicuramente magari il segment dei bar o comunque quei locali che erano aperti anche la sera hanno fatto molta fatica anche a recepire questa nuova novità. Non dico che sono state tutte porte chiuse, però una difficoltà maggiore rispetto a qualche ristorante, perché io nel nostro, almeno in questa zona, ho visto che siamo stati veramente molto utili in tutti quei ristoranti o attività che avevano del magazzino pieno, tutti i frighi pieni, i freezer pieni, quindi tutto prodotto, tutto cibo che sarebbe stato destinato comunque a eventuali cene, eventuali pranzi. Da quando poi sono stati chiusi e solamente per eventuale asporto si sono trovati queste grandi quantità di prodotto che chiaramente sarebbero state buttate perché sarebbero andate chiaramente a male. E quindi insomma abbiamo visto che per certi segment, per certi insomma locali specifici siamo stati veramente molto, molto d'aiuto e nonostante appunto il periodo complicato la risposta è sempre stata positiva. Per esempio marzo è stato un mese stellare, non ce l'aspettavamo perché siamo sempre un po' lì a vedere un po' come si trasforma la situazione, ogni mese è un po' appunto una scommessa e una sfida, però devo dire e penso che Alice me lo possa confermare perché abbiamo avuto in tutta Italia un riscontro veramente positivo che il trend insomma è sempre in crescita. Quindi da questo lato non abbiamo sofferto troppo. Chiaro che le risposte a volte possono essere giustamente negative per chiusure varie ed eventuali, però insomma generalmente ecco, la risposta è sempre positiva e sempre in crescita. Ecco. Sì, cioè in realtà la chiusura mette ancora più in difficoltà i negozi nello smaltimento dei prodotti alimentari e quindi diciamo c'è ancora più bisogno. Probabilmente l'unica cosa che è successa è che essendo più preoccupati per la situazione era un po' più difficile entrarci e creare un rapporto di fiducia, ma dal punto di vista degli sprechi purtroppo avendo delle restrizioni sprecano di più e quindi hanno più bisogno di un servizio alternativo che comunque è molto simile all'asporto, quindi comunque era possibile ordinare Too Good To Go nonostante le chiusure anticipate ad esempio. Aveva fatto per un altro pezzo di domanda, se arriviamo nei paesini, vabbè, probabilmente intendi da voi, però diciamo che
noi siamo capillari perché esiste la figura del business developer come me, Claudia, quindi se ancora non hai visto arrivare... Ma non ti preoccupare, ci arriviamo, in periferia, a Butrio, Codroipo, ci arriviamo. Ho visto ma anche in Veneto, ma proprio periferie più sperdute, che mi hanno detto gli stessi locali: ma chi vuoi che mi compri una Magic Box? Vai sereno, che stai sicuro che clienti ci sono, non ti preoccupare. Ed è così, faccio... Sì, ma una risposta veramente pazzesca, ma dappertutto. Faccio un piccolissimo esempio. L'altro giorno ero a Montebelluna, che è a Treviso. Il tempo di mettere una Magic Box da un ortofrutta, ma poveretto, non è neanche in centro città, capito? Mi fa: ma chi vuoi che me la compri? Ha fatto il tempo a esserci live 9 secondi, poi il cliente l'aveva già comprata. Quindi insomma, in tutti i luoghi e in tutti i laghi devo dire che funzioniamo veramente alla grande. E poi c'è un'altra domanda da parte di Tiziana: quali requisiti deve avere un'azienda per diventare partner di Too Good To Go? Vendere generi alimentari e purtroppo avere dell'invenduto. Noi speriamo sempre che loro riescano a vendere a prezzo pieno, è abbastanza fisiologico che gli sprechi purtroppo esistano. Quindi generi alimentari al momento non possiamo far aderire, forse in alcuni paesi, Claudia confermami, vale anche per i fiori, da noi no. Allora, io proprio a Udine avevo avuto richiesta che voleva entrare, ma veramente in maniera proprio accurata, proprio lo voleva tanto, un fiorista. Purtroppo avevano iniziato, ma ancora all'inizio, penso 2 anni fa, con far entrare comunque anche fioristi o attività che lavorassero comunque con i fiori, con le piante. Ci sono forse alcuni negozi che avevano che trattavano creme, quindi comunque prodotti quasi in scadenza, che al posto di buttarli via proponevano Too Good To Go, però dopo ci si è più concentrati sull'alimentare, quindi poi abbiamo visto che era meglio insomma essere più specifici su un solo tema. C'è stata anche richiesta proprio l'altro giorno da un'autoricambi, devo essere sincera che la signora voleva proporre su Too Good To Go e ricambi auto perché aveva il magazzino pieno, e gli ho detto: signora, forse non è ancora il caso, quando ci espanderemo ancora di più la ricontatterò. Ecco, quindi insomma per il momento basta avere generi alimentari e si può entrare tranquillamente. Auto perfetti in padella con le cime. No, ma veramente, però sì, viene fuori la qualsiasi a volte, veramente. Comunque sì, piccoli, grandi, non importa, basta che vendano generi alimentari. Non sono più domande, quindi ringrazierei i nostri ospiti per la loro disponibilità. Vi ringraziamo per aver seguito l'incontro e per maggiori informazioni e dettagli ci trovate su Facebook e su Instagram, nella pagina del Consiglio degli Studenti, sul canale Telegram della Commissione Sostenibilità e sul sito uniud.it/cds_sostenibile. Concludiamo con il nostro motto: sii parte del cambiamento, collabora con la Commissione Sostenibilità. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito, arrivederci. Ciao. Buona serata, arrivederci. 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 Grazie.